Buonasera e benvenuti a questa edizione di TG Sicilia, i titoli del nostro telegiornale. Uccide la madre con una trentina di coltellate al culmine di una lite a Messina, arrestato il figlio reo confesso. C'è anche il presidente dei commercialisti etnei, Salvatore Virgillito, tra i 15 arrestati nell'operazione antimafia contro il clan di Barcellona, Pozzo di Gotto, nel Messinese. A Vittoria, nel Ragusano, dove c'era il ghetto degli invisibili, ora dilaga il crack. A dicembre è morto un giovane per questa droga micidiale, inchiesta del nostro TG Sicilia. Il ministro Giuli e il presidente Schifani disertano a Roma la conferenza stampa di presentazione di Agrigento, capitale della cultura 2025, assenze che alimentano polemiche e malcontento legate all'organizzazione. Missione in Antartide di un gruppo di ricercatori dell'Istituto di Geovulcanologia di Catania alla scoperta di 2 vulcani sepolti nel ghiaccio. Calcio, da domani comincia il ritiro calabrese del Catania. Sul mercato per i rossazzurri ancora nessun colpo in entrata. Ancora buonasera. Omicidio poco dopo le 13 a Messina. Un 27enne ha ucciso la madre di 62 anni con una trentina di coltellate al culmine di una lite. Il giovane è stato arrestato. Il servizio di Francesco Triolo. Oltre 30 coltellate sferrate dal figlio che non le hanno dato scampo, così è morta Caterina Pappalardo, 62 anni, uccisa dal figlio Giosuè Fogliani, 27 anni. L'omicidio è avvenuto intorno alle 13 al culmine di una lite tra i due in questo palazzo della centralissima via Cesare Battisti a Messina. A lanciare l'allarme i vicini, richiamati dalle urla che provenivano dall'appartamento. Sono loro che hanno telefonato al 112 per avvertire le forze dell'ordine. Quando gli agenti della squadra mobile della polizia sono giunti sul posto, hanno trovato il giovane ancora con il coltello in mano, mentre il corpo della donna era all'ingresso a terra in una pozza di sangue, sfregiato dalle numerose coltellate. Sul posto anche gli agenti della scientifica per i rilievi e i carabinieri. Da una prima ipotesi sembrerebbe che il giovane, prima di uccidere la madre, l'abbia stordita con lo spray al peperoncino. Il ragazzo è stato arrestato e adesso si cercherà di decifrare anche dalle sue parole i contorni della vicenda sulla quale stanno indagando gli inquirenti. Il corpo della vittima, dopo un'ispezione esterna del medico legale, è stato trasportato all'obitorio, dove resta a disposizione dell'autorità giudiziaria. Ad occuparsi del caso il procuratore Vito Di Giorgio, mentre a coordinare le indagini è il PM Massimo Trefirò. Della famiglia fa parte anche la sorella Giosuè Fogliani, che vive fuori Messina. Sui social il dolore di quanti conoscevano la donna, che viene descritta come una bella persona da alcuni gestori di esercizi commerciali a cui spesso lei si rivolgeva. Arresto eccellente nell'ambito dell'operazione contro il clan di Barcellona, Pozzo di Gotto. In manette il presidente dell'Ordine dei commercialisti di Catania, era l'amministratore giudiziario che avrebbe favorito il clan. Il servizio. C'è anche il presidente dell'Ordine dei commercialisti di Catania, Salvatore Virgillito, 60 anni, tra gli arrestati dalla polizia nell'ambito dell'inchiesta della DDA di Messina contro il clan di Barcellona, Pozzo di Gotto. L'ipotesi di reato contestata è il concorso esterno all'associazione mafiosa. Secondo l'accusa avrebbe demandato alla famiglia Ofria l'attività di gestione di un'impresa confiscata alla mafia, di cui era amministratore giudiziario, e quindi ricoperto il ruolo di pubblico ufficiale, agevolando la vendita in nero di pezzi di ricambio di autovetture e la sottrazione di denaro dalle casse della società. 15 in totale i destinatari dell'ordinanza di custodia cautelare nell'ambito dell'operazione, e che dovranno rispondere adesso di associazione per delinquere di tipo mafioso, estorsione, peculato, trasferimento fraudolento di valori, violazione della pubblica custodia di cose e sottrazione di cose sottoposte a sequestro. I dettagli sono stati illustrati in conferenza stampa col procuratore capo Antonio D'Amato, che ha sottolineato proprio qual era la percezione nella comunità del gruppo che continuava a gestire i beni seppur sequestrati. La continua presenza dell'esponente apicale di questa organizzazione mafiosa all'interno dei locali dell'azienda, fino a quando non è stato riarrestato per espiazione di pena e dei propri familiari, è stata, come dire, dal punto di vista simbolico, l'espressione più eloquente di come la mafia abbia continuato a gestire questa impresa, e questo ha generato, a nostro avviso, la percezione agli occhi della comunità
della inutilità del provvedimento giudiziario. Diversi gli episodi venuti alla luce che testimoniano come la gestione dell'azienda fosse sempre ad appannaggio dell'organizzazione, dalla gestione dei dipendenti alla situazione di monopolio in cui operava grazie ad una concorrenza illecita con vendite in nero sino alle minacce ad altri imprenditori. Maxi operazione antimafia tra Agrigento e Gela, 51 misure cautelari, smantellata un'organizzazione che si stava ricostruendo l'attività del clan che gestiva il traffico della droga. Il servizio è di Davide Sardo. Un duro colpo alla criminalità organizzata è stato inferto dai carabinieri del comando provinciale di Agrigento, che questa mattina hanno eseguito 51 misure cautelari emesse dalla procura antimafia e condivise dal tribunale di Palermo. L'operazione ha interessato i territori di Agrigento, Favara, Canicattì, Porto Empedocle e Gela. Gli arrestati, molti dei quali già detenuti, sono accusati di reati come associazione mafiosa e traffico di droga. Tra i 51 fermati, 24 erano già stati arrestati lo scorso dicembre. Per 36 indagati è stato disposto il carcere, mentre per altri 15 sono stati stabiliti gli arresti domiciliari. Le indagini, avviate a dicembre 2021, hanno ricostruito l'organizzazione e le attività delle famiglie mafiose di Porto Empedocle, guidata da Fabrizio Messina, 49 anni, e di Agrigento Villa Seta, capeggiata da Pietro Capraro, 39 anni, entrambi pregiudicati. Nonostante le operazioni degli ultimi anni, le famiglie mafiose agrigentine rimangono attive con ingenti risorse economiche e un arsenale di armi, riuscendo a mantenere il controllo anche con boss detenuti. Nel corso dell'operazione sono stati sequestrati 120 kg di hashish, 6 kg di cocaina, armi da guerra, tra cui una pistola mitragliatrice e una bomba a mano, oltre a 200.000 euro in contanti. Sono emersi episodi di estorsioni, incendi e intimidazioni, confermando la piena operatività di Cosa Nostra nella zona. Un cinquantenne è morto e altre 2 persone sono rimaste ferite in uno scontro frontale tra 2 automobili a Campofranco, in provincia di Caltanissetta, sulla strada statale 189 della Valle dei Templi, all'altezza del chilometro 44,700. Adesso vi portiamo in un luogo dimenticato, nascosto ai margini di Vittoria, dove 2 anni dopo lo sgombero dell'hotel degli Invisibili dilaga il consumo di crack, la droga che nell'ultimo mese ha ucciso un giovane. Il servizio è di GR Italia. A Vittoria, tra i binari morti della stazione ferroviaria e le ombre di casolari abbandonati, si nasconde un mondo fatto di invisibili, un mondo che avevamo già raccontato 2 anni fa, quando l'hotel degli Invisibili, che accoglieva decine di migranti tra i rifiuti, fu sgomberato e bonificato. Ma la storia non si è fermata lì. La maggior parte di quegli uomini e donne migranti in cerca di un futuro si è spostata poco più in là, nei casolari abbandonati vicino alla stazione, luoghi che il tempo e l'indifferenza hanno trasformato in ghetti di degrado, luoghi che oggi sono diventati vere e proprie case del fumo. Qui, tra pareti annerite e materassi sporchi, i volontari dell'OIPA hanno scoperto il marchio del crack: cucchiai bruciati, stagnola accartocciata, siringhe usate. Ogni oggetto racconta la storia di una vita anestetizzata dalla disperazione, un dolore venduto a basso costo. Ed è qui che lo scorso dicembre è stato trovato il corpo senza vita di un giovane modicano, overdose probabilmente, una delle tante tragedie che consumano queste baracche senza far rumore. Riccardo Zingaro, presidente dell'OIPA locale, racconta di un impegno senza sosta e lancia un appello alle istituzioni. Girando nelle campagne del Ragusano, dove questo fenomeno di abbandono sociale, ho dato disposizione ai volontari dell'OIPA della sezione di Ragusa di spendere meno in cibo per animali e nello stesso tempo portare nella macchina delle confezioni di acqua, dello scatolame, legumi, proprio perché ci troviamo a dover aiutare anche questi invisibili, gente che è stata abbandonata dalla società, gente che vive ai margini della società e che spesso poi sfocia viene risucchiata dalla malavita locale per lo spaccio e per altre situazioni che potrebbero essere ben più gravi. Intanto, nel silenzio generale, questo ghetto continua a crescere. Tra il buio dei casolari e il silenzio della città si consuma un dramma che non vuole più restare invisibile.
Dopo un anno di trattamenti nel centro grandi ustionati dell'ospedale Cannizzaro di Catania, un bambino di 4 anni è stato dichiarato guarito e potrà tornare a casa. Il piccolo, investito da un ritorno di fiamma, aveva ustioni su oltre il 60% della superficie corporea. A rendere possibile questo intervento miracoloso anche la donazione di porzioni di cute sana da parte del suo papà. Un straordinario gesto. Adesso ci spostiamo a Roma per parlare di Agrigento, perché proprio a Roma, nella sede della stampa estera in Italia, è stato presentato il programma di Agrigento, Capitale della Cultura 2025, ma tra i presenti, pur invitati, non c'era il presidente della regione, Renato Schifani. Il servizio di Orazio Longo. Si nota l'assenza del governatore Schifani, che pur presente a Roma non si reca nella sede della stampa estera in Italia, dove viene presentato il programma Agrigento Capitale della Cultura 2025. Qualcuno la lega una possibile freddezza che il presidente della regione avrebbe manifestato rispetto all'organizzazione dopo gli inghippi dei cartelli stradali sgrammaticati e soprattutto all'acqua che piove dentro il Teatro Pirandello, che sabato dovrà ospitare il Capo dello Stato. Tanto da circolare anche l'ipotesi di un commissariamento. Penso che non ne abbiamo bisogno, replica il sindaco Miccichè, che mira a spegnere le polemiche. Schifani ha delegato il suo assessore Scarpinato, dice, e quindi c'è una presenza della regione e non ci sentiamo abbandonati. Lo stesso Scarpinato spiega. Il presidente della regione non può essere in ogni dove, ci sono milioni di emergenze e lui, da grande politico, ricordo a me stesso e a tutti, presidente del Senato, grande politico lungimirante, non può essere in ogni dove. Agrigento è speciale, dice Beppe Convertini, che presenterà la giornata di sabato e assicura. Sabato, il giorno di inaugurazione, non pioverà, ho visto ora il meteo, quindi non si pone il problema. Tutte queste questioni, piccole questioni, no? Che sono sbucate, come classico che accada in tutte le cose che si fanno in Italia. L'ex ministro Pecoraro Scanio, intervenuto in conferenza stampa, parla di bella occasione per la Sicilia e per la città di Agrigento, mentre il direttore della Fondazione Agrigento 2025, Roberto Albergoni, illustra il progetto. Noi non abbiamo pensato di costruire un progetto per i turisti, che sia accattivante per i turisti. Abbiamo pensato di costruire un progetto per la comunità che trasformi ulteriormente la città in un luogo interessante, perché accadono delle cose importanti e interessanti, e che l'immagine della città nel mondo diventi questa. Staremo a vedere. Intanto parliamo del caos sanitario in Sicilia, che diventa un caso politico. Le opposizioni chiedono che a saltare sia la testa dell'assessore alla sanità Giovanna Volo, che è rimasta in silenzio durante tutta questa emergenza. Il servizio di Maglio Viola. Pochi medici, pochi infermieri, strutture insufficienti e dietro l'angolo c'è anche la verifica dello stato di avanzamento della spesa del PNRR nell'asse sanità. Il sistema ospedaliero in Sicilia è in piena crisi e non si intravede all'orizzonte una rapida soluzione ai disservizi nelle aree di emergenza, ma anche ai ritardi nella programmazione degli interventi. È l'analisi impietosa della sanità siciliana in evidente difficoltà. Dopo il doppio vertice di ieri fra il presidente Schifani e il manager dell'azienda Villa Sofia Cervello di Palermo, che si trova nell'occhio del ciclone, c'è chi è pronto a scommettere che siano imminenti le dimissioni anche di Roberto Colletti, come accaduto già con il direttore sanitario Rizzo. Colletti già mesi fa aveva chiesto di non essere rinominato, ma alla fine aveva ceduto alle pressioni, soprattutto di Totò Cuffaro, accettando di guidare l'azienda. Questo caos potrebbe convincerlo a farsi da parte, anche se non è arrivata una precisa richiesta dal presidente della regione, né c'è il nome di un eventuale sostituto. Ma lo scontro adesso si sposta soprattutto sul piano politico. Le opposizioni chiedono la testa non dei manager, ma dell'assessore Giovanna Volo, rimasta in silenzio per tutta la crisi. La Volo era data in uscita dalla giunta già da qualche mese. Negli ultimi mesi sembra scomparsa dalla scena, commissariata di fatto dall'alto e dal basso. Da una parte il presidente Schifani, che si è intestato le convocazioni dei vertici ospedalieri, tenendo personalmente anche la riunione sui fondi per l'edilizia ospedaliera. Dall'altra parte il dirigente generale della pianificazione strategica, Salvatore Iacolino, la cui riservata dopo l'ispezione di Capodanno è stata inviata direttamente al presidente. La prossima testa a cadere dunque potrebbe essere quella dell'assessore piuttosto che di un altro manager. Ma il PD questa mattina chiede a Schifani di rimuovere anche il dirigente generale Salvatore Iacolino. La politica litiga, ma intanto i servizi sanitari languono.
E a proposito di sanità, all'ospedale Papardo di Messina, dopo il sequestro per le morti sospette da novembre, sono 80 gli interventi chirurgici che sono saltati. Oggi è iniziata la sanificazione, subito dopo riapriranno queste sale operatorie che, ricordo, sono state trovate infette ed erano appunto in cardiochirurgia. Appunto per queste sale erano scattati i sigilli. Il servizio. È iniziata stamattina la sanificazione delle sale operatorie del reparto di cardiochirurgia dell'ospedale Papardo di Messina, poste sotto sequestro lo scorso 23 novembre nell'ambito dell'inchiesta sulle morti sospette. Tutto dovrebbe concludersi entro domani e la procura ha già pronto il decreto di dissequestro per rendere di nuovo utilizzabili, forse anche da giovedì, le 2 sale operatorie. Intanto è scattata la conta dei disagi, visto che da quando sono state sequestrate la stima dei mancati interventi operatori sfiora gli 80. Un numero che viene fuori attraverso il confronto tra le operazioni effettuate nel 2023 e quelle nel 2024 e riguarda sia gli interventi a varia complessità che sono saltati nei mesi di novembre e dicembre del 2024, una quarantina, che quelli altrettanti inseriti nelle liste d'attesa che non sono stati programmati, con evidenti disagi e problemi per diversi pazienti che hanno dovuto riorganizzare gli interventi o nei casi più gravi sono stati trasferiti anche in aerei soccorso in altre strutture attrezzate. La perdita stimata per la mancata operatività delle 2 sale operatorie avrebbe inoltre comportato un mancato introito per le casse dell'ospedale Papardo di circa 1.840.000 euro di rimborsi DRG. Sono 11 gli indagati nel fascicolo d'inchiesta aperto con le ipotesi di omicidio colposo e responsabilità colposa in ambito sanitario. A Palermo una donna che lotta contro il cancro e deve fare chemioterapia si ritrova senza casa perché sfrattata, senza residenza, non potrà ricevere il farmaco per proseguire le sue terapie. Allora è stato lanciato l'appello da questa donna, Rosalia, che dice: sono disperata, aiutatemi. Marco Gulla. Ho 7 tumori, da qualche giorno non ho più residenza, non so come fare terapia, per far arrivare pure il farmaco a casa perché lo consegnano loro, sono a disagio. È un appello disperato quello di questa signora palermitana, malata di cancro, lotta per battere la malattia, ma da qualche giorno si ritrova senza casa, sfrattata perché non può più pagare l'affitto. E allora la decisione di tornare a vivere dall'anziana mamma in questo monolocale. Chiede aiuto la signora Rosalia, una vicenda che fa emergere un allarme sociale, quello dell'emergenza casa. Molte famiglie in graduatoria per l'assegnazione di un alloggio popolare vivono in condizioni di grande difficoltà, in attesa di una sistemazione. A casa di mia madre dormo nel divano, non ho doccia da dove fare, dormo male, magari io non voglio un lusso, voglio una stanza per stare, diciamo, tranquilla, serena, faccio la mia terapia. E poi il farmaco deve arrivare nell'indirizzo, è come sconosciuto. La donna che fa chemioterapia ha bisogno di una residenza per ricevere il farmaco che arriva a domicilio. Il problema diventa continuare a seguire una chemioterapia che viene somministrata in pillole, ma il personale sanitario lo deve consegnare a un indirizzo fisico che la signora non ha più. Mia madre ha un diritto di avere un monolocale, una stanza in cui mamma può andare a dormire e farsi le cure oncologiche, perché mamma rischia di non avere più neanche la chemioterapia. Rosalia trattiene le lacrime, una vicenda quasi paradossale che si intreccia con la burocrazia. Avere un cancro e combattere senza casa è brutto, meglio morire. L'ondata di maltempo che è arrivata in Sicilia per il momento non si arresta. Nel siracusano il forte vento ha provocato parecchi danni e questo tempo instabile perdurerà sull'isola per tutta la settimana. Il servizio di Simona Mazzone. Non si arresta l'ondata di maltempo che si è abbattuta sulla Sicilia da domenica scorsa e che proseguirà per tutta la settimana e i primi giorni della prossima. Il tempo instabile ha colpito tutte le province dell'isola in modo non uniforme, con pioggia più o meno intensa e forti raffiche di vento. A Catania rovesci senza tregua, così come nel resto dell'isola, tranne in alcune zone come Palermo, Trapani e Ragusa, dove piove a intermittenza. Mentre in provincia di Siracusa il maltempo sta causando diversi
causi danni e disagi ai cittadini. Su 21 sindaci in 5 hanno deciso di chiudere le scuole: Avola, Floridia, Francofonte, Portopalo di Capopassero e Pachino. Nel capoluogo aretuseo si registrano allagamenti e per il forte vento sono caduti alberi, le luminarie al ponte Umbertino, alcuni pali dell'illuminazione pubblica in viale Pipoli. Disposta dalla dirigente scolastica l'evacuazione dell'istituto comprensivo Martoglio per la caduta di alcuni pannelli fotovoltaici dal tetto. Chiusi anche cimiteri e parchi comunali. Col maltempo di conseguenza anche i mari risultano agitati con onde fino a 5 metri lungo la fascia adriatica ionica intorno alle isole maggiori. Le temperature si manterranno tipicamente invernali grazie a correnti gelide provenienti dalla Russia, ma sulla Sicilia tra giovedì e venerdì sono attesi nubifragi. Persiste dunque l'alto rischio di allagamenti, specie in quelle zone del territorio più fragili. Missione in Antartide per un gruppo di ricercatori dell'Istituto Geovulcanologico di Catania alla scoperta di 2 vulcani sepolti nel ghiaccio. Guardate queste straordinarie immagini nel servizio di Lorena Dolci. Distese di ghiaccio infinite, il PAC, il mare ghiacciato, pinguine e foche come unici abitanti. Benvenuti in Antartide. Qui, sepolti sotto il ghiaccio, ci sono 2 vulcani, i monti Melbourne e Rittman. Per studiarli un gruppo di ricercatori dell'INGV di Catania ha trascorso 1 mese e mezzo alla base Zucchelli, raggiunta il 7 novembre dopo un lungo viaggio da Catania alla Nuova Zelanda e poi con un volo militare. La prima sensazione è quella di avere un privilegio, di essere lì in un ambiente così estremo e così chiuso. Non si può andare in Antartide, c'è un trattato per cui in Antartide si va solo per fare ricerca scientifica. E inoltre la stessa sensazione di quando si sale in quota sull'Etna e intorno non c'è nulla, non ci sono persone, c'è la sensazione di immersione in una natura incontaminata. Con Bonforte anche il geochimico Gaetano Giudice e il tecnico Graziano La Rocca, che hanno affrontato le condizioni estreme dell'estate in questo continente. Si parla di temperature sul vulcano intorno ai -30, -25, -30 e venti anche molto forti che in Antartide spesso raggiungono anche i 200 km/h. Ci si dimentica di quanto possa essere pericoloso, te lo ricordi quando hai un pezzo di pelle scoperto e quando torni in base ti accorgi che ti sei bruciato. L'obiettivo è realizzare un osservatorio vulcanologico, l'I-Volcan, nell'ambito del PNRA, un programma nazionale di ricerche dell'Enea. Tra le meraviglie allo studio del team, queste grotte naturali formate dalle fumaroli del vulcano che sciolgono il ghiaccio. Da questi camini si riesce a entrare con delle scalette o con delle corde e si riescono a percorrere queste grotte che sono degli ambienti molto particolari. 2 volte a settimana i ricercatori si sono collegati con le scuole per rispondere alle tante curiosità degli studenti su questo mondo di ghiacci. La meraviglia della natura. Ci fermiamo per una piccola pausa, poi il calcio. Ancora ben trovati nella seconda parte del nostro TG Sicilia. Parliamo di calcio, parliamo del Catania che riprende oggi gli allenamenti per poi spostarsi in ritiro in Calabria. Il bottino è veramente magro, 0 punti nelle prime 2 partite del 2025. Servizio di Marco Carli. Il Catania partirà per il ritiro calabrese con 0 punti nel 2025, una crisi strisciante che ha radici lontane dopo un avvio di torneo positivo di una squadra che soprattutto in chiave difensiva rappresentava una sicurezza. Da fine ottobre, sconfitta interna con Latina, il crollo con alcuni sporadici picchi positivi, ma anche il calo repentino di qualche giocatore, prestazioni completamente diverse rispetto alle prime partite. Guglielmotti per esempio, che aveva impressionato e che non sembra più lo stesso. Verna, che era diventato un inamovibile, ora fatica. Solo per fare 2 esempi, ma ce ne sono altri. La conseguenza, anche alla luce delle dichiarazioni post Benevento, è che Toscano sembra avere ormai, tra infortuni e panchinari che cambiano, ma in negativo la partita, pochi giocatori su cui contare. Ecco dunque le richieste di intervento immediato. In porta si parla da giorni di Dini, in difesa Masi dell'Atalanta, Under 23 e Bertoncini del Novara sembrano aver sopravanzato la Ezza e Matino. A centrocampo circola sempre il nome di Garetto, ma si deve trattare con Rimini. E poi c'è l'attacco, serve una spalla per Inglese, dopo
dopo che D'Andrea non ha capitalizzato le chance, ma il discorso è comunque sempre legato alle uscite. Monaco, dopo l'ufficializzazione di Roma come DS a Messina, potrebbe riavvicinarsi ai giallorossi, Luperini a mercato, così come Guglielmotti e Lunetta. Rapisarda non interessa al Campobasso. Su Chiricò c'è la Ternana, ma come per tanti rossazzurri resta il nodo ingaggio. Anche Verne in uscita, il centrocampista, alcune squadre che hanno bussato alla porta del Catania, così come D'Andrea, che potrebbe anche far ritorno al Cerignola. Questa è l'ultima notizia per questa edizione del nostro telegiornale. Il notiziario finisce qui, vi ringraziamo per averci seguito e vi auguriamo un buon proseguimento di serata.